Chiaramente è stata una rassegna di indiscusso successo. Quello che vorrei precisare in questo contesto è, diciamo, la collaborazione fra pubblico e privato, cioè fra una struttura come la nostra, che è una struttura regionale, un museo regionale, che ha aderito a un'iniziativa proposta da un'associazione, da un privato. Quindi la possibilità che le strutture regionali si possano aprire a iniziative anche che vengono dall'associazionismo di questa città, credo che sia un'operazione importante, perché attraverso questo tipo di rapporto tra pubblico e privato siamo riusciti a portare all'interno del nostro museo persone che in condizioni normali non ci sarebbero state. Invece con l'occasione della musica abbiamo consentito non solo di ascoltare appunto musica, di ascoltare un evento culturale, ma nello stesso tempo abbiamo avuto l'occasione di far visitare a tutti quelli che sono venuti e hanno partecipato a queste 3 serate, i nostri musei, quindi le nostre raccolte, i nostri reperti, che in condizioni normali probabilmente non sarebbero venuti a visitarli. La struttura museale, che è l'istituzione museale più importante, culturale, scusate, più importante di questa città, vuole aprirsi all'associazionismo, alle proposte culturali che vengono da questa città. Ovviamente noi siamo qua, possiamo sposarle, sponsorizzarle e essere partner di ulteriori iniziative. Ovviamente si valuteranno le iniziative culturali, perché ovviamente devono essere in linea con quello che è la delega culturale che questo istituto ha nel fare cultura, e quindi è possibile realizzare altri eventi culturali in linea con la missione culturale di questo istituto.